Tanta la preoccupazione tra la gente ieri ad Agrigento per un incendio scoppiato nella centralissima via Gioieni, in salvo la signora residente nella casa, salvata da un noto cittadino. Forza Italia sceglie il candidato a sindaco a Porto Empedocle, il dottor Calogero Martello. Diverse le novità e i cambi di casacca. L'onorevole Roberto Di Mauro chiarisce la sua posizione sulla ventilata candidatura a presidente della regione. Firmato stamani un protocollo d'intesa tra l'Ordine degli Architetti e la Chiesa per monitorare i beni ecclesiastici, il progetto denominato Monumentiamo. Domani una manifestazione si svolgerà a Montaperto di Agrigento per ricordare a 64 anni dalla tragedia i tanti morti all'interno della miniera, diversi anche gli agrigentini. Deni e Callari, nuovi soci della società Acragas, a Licata il premio Marcello Giavarini con l'iniziativa Ripartiamo Insieme. Benvenuti al nuovo appuntamento di TV Notizie. Un grosso incendio ieri ad Agrigento in via Gioieni, ex Palazzo Standa, in un attico ha tenuto la città in sospeso. Il traffico in tilt, tanta la paura per gli abitanti del palazzo, pronto l'intervento dei cittadini per salvare la signora anziana e avvisare i condomini a evacuare il palazzo. Evitate insomma una tragedia grazie anche al tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco di Agrigento. Nostra intervista al comandante dei Vigili del Fuoco, Giuseppe Merendino. Poteva essere una tragedia, quella che si è verificata ieri in pieno centro città ad Agrigento. Un incendio è divampato nel tardo pomeriggio presso il noto palazzo conosciuto come Standa, allorquando per vie sconosciute ancora, ma probabilmente un cortocircuito dovuto a un sovraccarico di tensione che tra un condizionatore d'aria, un televisore e un ventilatore presenti nell'appartamento hanno fatto in modo che nell'abitazione di un'anziana signora facente parte di una famiglia agrigentina ben conosciuta ha innescato un probabile cortocircuito. Da lì l'inizio dell'incendio. L'appartamento, ubicato all'ultimo piano di via Gioieni, un attico, presentava diverse infrastrutture in legno, pertanto è stato veloce per le fiamme il loro propagarsi. Subito sono intervenuti dei cittadini in soccorso all'anziana signora, tra questi il noto chef Giovanni Mangione, che avendo notato il fumo fuoriuscire, prontamente, senza pensarci due volte, salendo fino al nono piano, trascinando l'anziana signora e mettendola in salvo. Anche altri volontari, tra cui Alfonso e Emanuele Mantisi, hanno iniziato a bussare alle altre abitazioni del palazzo, dando l'allarme e permettere alle famiglie di abbandonare le case, tra questi anche una donna disabile. Il traffico ovviamente è andato in tilt e prontamente sono intervenuti le squadre dei Vigili del Fuoco, della Polizia e anche 2 ambulanze. Grazie all'intervento dei Vigili del Fuoco di Agrigento, coordinati dal comandante Giuseppe Merendino, si è evitata una tragedia che poteva coinvolgere un intero palazzo. Allora, io ho posteggiato la macchina dove c'è la salita Madonna degli Angeli, ho visto un po' di fumo e mi sono subito precipitato all'ultimo piano. Vedendo la signora in mezzo al fumo l'ho presa in braccio e me sono sceso al nuovo piano fino qua in piazza. Ma ti senti un eroe? No, mi sento un dovere cittadino, perché penso che come l'ho fatto l'avrebbero fatto chiunque. È una cosa normale, però sono contento che la signora sta benissimo. Comandante, un attimo, allora voi siete intervenuti immediatamente, avete evitato una tragedia, un palazzo con tante famiglie, fortunatamente l'incendio è stato circoscritto. Ecco, se brevemente ci può raccontare un po' come sono andate le cose. Sì, per fortuna l'informazione sull'incendio è stata molto rapida, anche per l'intervento di quei cittadini che hanno salvato la signora subito. Il personale è intervenuto in forza, avevamo tra l'altro delle squadre aggiuntive per il periodo di emergenza legato agli incendi di vegetazione. Siamo riusciti a superare qualche problema tecnico, tramite la tromba delle scale abbiamo salito su la manichetta per portare l'acqua sull'incendio e il personale rapidamente è riuscito a spegnere l'incendio prima che i danni agli altri appartamenti fossero evidenti. Chiaramente l'appartamento dove c'è stato l'incendio è risultato completamente distrutto, ci sono da fare le verifiche tecniche nel solaio di copertura di quell'appartamento nel pavimento e quindi i 2 appartamenti, quello sopra e quello sotto, sono stati per ora inibiti, ma ritengo che si possano poi recuperare con degli interventi abbastanza limitati da un punto di vista edilizio.
Purtroppo il danno per l'appartamento in questione è stato molto evidente, perché come vede anche gli incendi in un'abitazione civile possono rapidamente trasformarsi in un incendio molto violento, e quindi raccomando a tutti di prestare la massima attenzione alle misure di sicurezza, perché anche in casa si possono generare delle tragedie come quella che è stata per fortuna evitata ieri. Comandante, approfitto perché la Protezione Civile ha diramato una ordinanza dove questo fine settimana sono previste temperature altissime. Ecco, voi siete già allertati, credo, no? Sì, siamo già allertati fino al giorno 13, abbiamo un dispositivo di sicurezza rinforzato anche a seguito di convenzioni con la regione siciliana, quindi e poi c'è la collaborazione col Corpo Forestale Regionale che è stata implementata con nuovi accordi. Speriamo di poter limitare i danni. Purtroppo sta diventando un po' come cercare di fermare il sole la luce del sole con la rete, perché il numero di piromani che per vari motivi appiccano gli incendi sta diventando veramente esagerato, veramente. Si arriva ad avere anche 50-60 incendi contemporaneamente. È un gioco al massacro che mette in difficoltà tutti. Speriamo che anche con l'impegno sicuramente delle forze dell'ordine, ma dei cittadini, di chi ha a cuore il proprio territorio e il proprio ambiente, si possano ridurre questi fenomeni. Transito veicolare ridotto nella nota via Atenea a causa dei lavori di messa in sicurezza del fabbricato sito al civico 259. Il divieto sarà in vigore nei giorni 9, 10, 11 agosto, dalle ore 7 fino a cessate esigenze. In particolare la via Atenea sarà chiusa al transito veicolare a eccezione dei residenti, dei mezzi di soccorso, delle forze di polizia, dei portatori di handicap. Gli aventi diritto potranno così transitare con molta cautela seguendo il senso unico, il percorso di via Porcello, via Gamez, via Foderà, con la possibilità di ritornare in senso inverso dalla via Atenea fino all'altezza della chiesa del Purgatorio, raggiungendo così piazzale Aldomoro. Il tratto compreso tra piazzale Aldomoro fino all'intersezione con via Porcello sarà quindi a doppio senso di circolazione. San Leone e Viale della Vittoria, ostaggio dei venditori abusivi di merce contraffatta, è l'ennesima denuncia che viene dal vicepresidente provinciale del Codacons di Agrigento, Giuseppe Di Rosa, che in una nota richiama sulla problematica l'attenzione dell'assessore al ramo comunale Francesco Picarella, proponendo anche una regolamentazione dell'annoso problema tramite la creazione di un bazar in regola dove si possa vendere tutto, tranne merce di dubbia provenienza. Di Rosa sottolinea che la mafia del contraffatto ad Agrigento sta dimostrandosi più forte delle istituzioni. Per questo motivo ha scritto anche una lettera al prefetto di Agrigento, Maria Rita Cocciufa. Viale dei Pini, l'ennesima rissa tra i giovani a San Leone. Il fatto accaduto giovedì sera avrebbe visto protagonisti 3 giovani, di cui uno extracomunitario. Dato l'allarme, le forze dell'ordine si sono prontamente recate sul posto, ma dei 3 giovani nessuna traccia. Solo poco più tardi un uomo si è recato al pronto soccorso chiedendo di essere medicato e affermando di essere stato aggredito. Intanto un immigrato, probabilmente coinvolto nel match, è stato fermato dalle forze dell'ordine. E novità nella politica agrigentina. A Porto Empedocle, Forza Italia sceglie il suo candidato a sindaco e l'ex assessore provinciale Calogero Martello. Giuseppe Arnone di Favara passa a Fratelli d'Italia. Giovanni Di Maida abbandona il partito di Berlusconi. Il vicepresidente dell'Ars, onorevole Roberto Di Mauro, chiarisce la sua posizione circa una ventilata candidatura a presidente della regione alle prossime elezioni regionali. Fermenti politici nonostante il caldo e le ferie di agosto. Alle prossime amministrative di Porto Empedocle, Forza Italia sceglie l'ex assessore provinciale Calogero Martello. Il coordinamento cittadino di Forza Italia di Porto Empedocle, a seguito di una serie di incontri sul territorio e con alcuni candidati a sindaco finalizzati a individuare un sindaco che rappresenti un punto di equilibrio da offrire alla città per meglio rappresentare le istanze dei cittadini e per riparare le lacerazioni di 5 anni di malgoverno,
ha per l'appunto individuato unanimemente nel dottore Calogero Martello una figura di serietà e competenza che possa assicurare a Porto Empedocle un periodo di ripresa e programmazione rivolto al futuro. Intanto a Favara il presidente della Fondazione Italiani in Europa, professor Giuseppe Arnone, aderisce a Fratelli d'Italia. Ad ufficializzarlo è lo stesso Giuseppe Arnone nel corso di una conferenza stampa indetta per lunedì 9 agosto alle 10:30 presso la sede del Consorzio Universitario a Favara. Arnone spiegherà le ragioni dell'adesione al partito di Giorgia Meloni. Ex assessore provinciale, già vice sindaco di Licata, Giuseppe Arnone è stato candidato in Forza Italia nella lista del centrodestra alle elezioni politiche del 2018 nel Collegio Europa, nonché componente del coordinamento Europa del partito di Silvio Berlusconi. All'evento interverranno il commissario provinciale di Fratelli d'Italia Calogero Pisano, il portavoce del partito a Favara Adriano Barba e il presidente del locale circolo territoriale Antonio Moscato. Intanto anche Giovanni Di Maida, dopo tanti anni di militanza nel partito di Berlusconi, lascia la formazione politica. Di Maida, attuale vicepresidente del Consorzio Universitario di Agrigento, anche lui annuncerà in una conferenza stampa i motivi della sua scelta verso il partito della Meloni, che vede in Calogero Pisano il suo leader nella nostra provincia. E in tema di candidature si è fatto un gran parlare di una possibile scesa in campo dell'attuale vicepresidente dell'Ars, l'onorevole agrigentino Roberto Di Mauro, come presidente della regione alle prossime elezioni. Si parla tanto di una sua candidatura a presidente della regione alle prossime elezioni, cosa c'è di vero? Ma di vero non c'è niente, anche perché c'è un candidato uscente al quale bisogna spiegare che ovviamente in quest'ultimo periodo deve intensificare la sua attività. Se lui riuscirà a fare questo e lo farà bene, non credo che ci potranno essere discussioni sulla sua ricandidatura. L'ex premier Giuseppe Conte è stato eletto a grande maggioranza leader del Movimento 5 Stelle, con il 93% dei suffragi. A presto effettuerà un tour in Italia tra la gente, gli iscritti e i simpatizzanti al fine di elaborare un nuovo programma e tornare, chissà, anche alla guida del paese. Finalmente, l'intenso lavoro di questi ultimi mesi ha dato i suoi frutti. Adesso possiamo partire da una base solida. Abbiamo uno statuto ben articolato, una carta dei principi e dei valori che definisce in modo chiaro il nostro orizzonte ideale, la nostra identità politica ma anche culturale, e di cui possiamo essere non orgogliosi, orgogliosissimi. Questi appuntamenti si stanno rivelando una grande festa di partecipazione democratica. Lo statuto, la carta dei principi sono stati approvati da decine di migliaia di voti e il quorum richiesto è stato superato con grande slancio già in prima convocazione. Anche la mia indicazione al Presidente del nuovo corso del Movimento ha avuto il conforto della stragrande maggioranza dei votanti, con un quorum elevatissimo che mi trasmette una grande energia e anche una grande responsabilità. Ce la metterò tutta. Riporrò tutto il mio impegno per non deludere le vostre aspettative, per restituire la massima dignità alla politica, quella che piace a noi, con la P maiuscola. Il nostro è un progetto politico forte, solido, che guarda lontano puntando ai grandi obiettivi globali del 2030 e del 2050, ma un progetto che non vuole affatto trascurare le urgenze del presente e soprattutto che mira a coinvolgere una comunità di cittadini molto più ampia di quella attuale. Già nelle prossime settimane lavoreremo a un testo base di azioni e interventi programmatici che poi arricchiremo attraverso il dialogo e il confronto con tutti i cittadini. Non coinvolgeremo solo i nostri gruppi territoriali e i forum tematici, e ricordo che questi ultimi sono aperti a tutti i cittadini, anche i non iscritti. Da settembre io personalmente girerò tutta l'Italia. Avremo così la possibilità di arricchire questo nostro programma direttamente con i vostri contributi. E nel giro di alcuni mesi, spero già a fine anno, avremo il più partecipato e articolato programma di governo che sia stato mai elaborato. Un progetto di società solido e sostenibile, che valorizzerà competenza e merito, ma mirerà a offrire condizioni di benessere equo e sostenibile a tutti i cittadini, premurandosi di ridurre le diseguaglianze sociali, economiche, di genere e territoriali.
La partecipazione democratica è sempre stata uno dei pilastri su cui si regge il nostro movimento. Le votazioni di questi giorni, la possibilità concreta di contribuire a elaborare il nostro progetto di società confermano questa nostra peculiare caratteristica. Io avverto grande entusiasmo, grande voglia di partecipazione. La politica, e l'ho scoperto personalmente, è un impegno nobile, nobilissimo. Non lasciamolo a chi lo intende solo come mezzo per fare carriera, per appagare ambizioni personali, per realizzare interessi economici personali o del proprio gruppo di appartenenza. Partecipiamo tutti a questa grande intrapresa, con la forza, con l'entusiasmo di cui ciascuno di noi è capace. Lavoriamo tutti insieme e lavoriamo seriamente, studiando e applicandoci con la testa ma anche con il cuore. E soprattutto lavoriamo con il sorriso. Facciamolo per il bene dell'Italia, dei nostri figli, dei nostri nipoti. Sono 18 gli extracomunitari sbarcati nella notte a Lampedusa, sono stati visitati e condotti nell'hotspot che attualmente registra un numero di circa 500 migranti. Intanto ne sono arrivati con la nave proveniente da Lampedusa altri 80 e 130 sono in viaggio tramite un pattugliatore della Capitaneria di Porto Empedocle per raggiungere la nostra costa. Nel pomeriggio di ieri i militari della stazione Carabinieri di Porto Empedocle sono intervenuti sulla strada statale 115 presso la sede dell'ex area industriale di Talcementi, dove è stata sequestrata una vera e propria discarica abusiva costituita da diverse tipologie di rifiuti, tra cui anche speciali e pericolosi. L'area è stata sottoposta a sequestro di circa 350 metri quadrati, è stata messa a disposizione della Procura della Repubblica di Agrigento, che ha anche aperto un'inchiesta per l'ipotesi di reato di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti, di cui si occuperà presto la stazione di Porto Empedocle. Conferenza stampa stamani presso l'Ordine degli Architetti per presentare il progetto Monumentiamo, al fine di monitorare il patrimonio dei beni culturali e ecclesiastici ricadenti nel territorio agrigentino e creare una banca dati sulle condizioni di efficienza strutturali dei beni di culto. Un protocollo d'intesa tra la diocesi di Agrigento e l'Ordine degli Architetti consistente in cosa, Padre Pontillo? Continua la collaborazione tra l'Ordine degli Architetti e la Diocesi di Agrigento, un protocollo d'intesa firmato da Sua Eccellenza il Vescovo Alessandro Damiano e il Presidente dell'Ordine Architetto Rino Lamentola per creare un metodo di lavoro, un monitoraggio di alcune strutture ecclesiastiche della città di Agrigento per capire come poter intervenire in caso di criticità, quindi avere la consapevolezza dello stato di fatto e poi per poi proseguire eventualmente su tutta la provincia, la Diocesi, con diversi passaggi anche sul patrimonio storico-artistico che dentro le chiese è contenuto, perché sappiamo che l'involucro, il monumento, la chiesa contiene all'interno beni di tutto rispetto e pertanto la conoscenza ci permetterà di poter dire come poter intervenire in caso di emergenza anche all'interno delle nostre strutture. Quindi un percorso che continua, la collaborazione che c'è in atto con quanti gli architetti collaborano con la nostra diocesi, ma in particolare con l'Ordine, nel promuovere e sensibilizzare la conoscenza del patrimonio e la consapevolezza sulla salubrità delle strutture che appartengono alla diocesi e che sono ogni giorno oggetto di attenzione per la gente che lì si reca a pregare. Presidente, un impegno già iniziato anni addietro che ora continua, ecco, un impegno importante anche per la salvaguardia di monumenti, diciamo, storici, sia da un punto di vista religioso che anche da un punto di vista di attrazione turistica. Sì, Monumentiamo è un progetto ambizioso, devo dire, che abbiamo voluto promuovere all'unisono con l'Arcidiocesi di Agrigento, in particolare con Sua Eccellenza l'arcivescovo Monsignor Damiano, con l'immancabile Don Giuseppe Pontillo. L'obiettivo è quello di alimentare una sorta di banca dati sulle condizioni di efficienza strutturale dei beni culturali ecclesiastici ricadenti sul territorio comunale agrigentino. Devo dire che c'è anche nel progetto, il progetto tende anche alla valorizzazione di questi monumenti
anche come elemento di traino per il recupero, per un auspicato recupero del centro storico di Agrigento, che oggi langue nell'abbandono, nella inedia, devo dire nella fatiscenza. Il nostro centro storico merita la nostra attenzione per poter riconquistare l'antico ruolo di cuore pulsante della città. I rilievi sulla vulnerabilità sismica degli immobili che fanno parte del progetto saranno portati avanti dagli architetti del Dipartimento di Protezione Civile dell'Ordine, che sono adeguatamente formati in materia e che possono vantare una notevole esperienza in materia maturata sul territorio nazionale durante gli eventi che si sono succeduti negli ultimi 15 anni. Noi siamo stati sempre presenti sul territorio nazionale in emergenza. In ogni caso questi nostri colleghi, prima di procedere alla schedatura degli edifici, seguiranno a settembre un corso di aggiornamento specifico per la compilazione della scheda, che poi è la scheda tipo, che è stata condivisa a livello nazionale dal Dipartimento di Protezione Civile e dalla MIBACT. Chiudo manifestando grande orgoglio che ancora una volta l'Ordine degli Architetti riesce a dare un proprio contributo tecnico-scientifico a vantaggio della collettività. Manifestazione domani a Montaperto, frazione di Agrigento, per ricordare i caduti nella miniera morti a Marcinelle in Belgio 64 anni fa. Dal disastroso incidente all'interno della stessa, diversi anche gli agrigentini morti. Domani un momento importante a Montaperto, frazione di Agrigento, per ricordare le vittime di Marcinelle, una manifestazione particolarmente curata anche da lei. Sì, domani 8 agosto a Montaperto, nella piazza Caduti di Marcinelle, alle 18:30 si terrà questo momento di commemorazione in onore delle vittime di Marcinelle. Allora, domenica 8 agosto a Montaperto, in piazza Caduti di Marcinelle, si terrà un momento commemorativo della tragedia avvenuta 65 anni fa nella miniera Bois du Casier di Marcinelle in Belgio. In quell'occasione, proprio l'8 agosto del 1956, a causa di un incendio morirono 262 lavoratori, 136 erano emigrati italiani, 5 siciliani e 2 agrigentini, Baio e Reale, originari proprio di Montaperto. Sentiamo molto forte il desiderio e il dovere di ricordare questi nostri compaesani e insieme a loro tutti i martiri del lavoro in Italia e nelle zone di emigrazione, nei luoghi di emigrazione. Carmelo Settembrino, lei è andato a Marcinelle, è stato uno dei pochi, forse l'unico, che ha voluto portare il suo riconoscimento con una targa per ricordare anche quello che è successo. Sì, per me era un dovere morale, in quanto mio papà, ex minatore dal 51 al 54, è stato proprio in miniera in Belgio, proprio nella regione di Charleroi, nella provincia di Charleroi, quindi sentivo questa necessità, dato che nessun amministratore negli anni precedenti, dal 56 ad oggi, era stato a Marcinelle. Io nella miniera al museo nel 2015 ho portato una targa per conto del comune di Agrigento ed è messa lì a ricordare che anche Agrigento è presente a questo sacrificio che hanno fatto i nostri caduti. Ecco, Rai 3 so che è interessata all'evento anche per la manifestazione di domani, quindi un momento importante, no? Non dimenticare. Sì, non dimenticare è importantissimo, perché un paese che non ha una memoria non ha un futuro, e quindi mi fa molto piacere che mi hanno contattato la testata del TG3 Sicilia, perché domani vogliono essere presenti per ricordare questo momento importante che nessuno deve mai dimenticare. Quindi ricordiamo l'orario? L'orario è alle 18:30 in piazza Caduti di Marcinelle a Montaperto. C'è anche la Valle dei Templi di Agrigento tra i siti che favoriranno l'accesso nei luoghi della cultura siciliana, nel rispetto delle nuove norme anti-Covid, anche a chi è sprovvisto di Green Pass, tramite la possibilità di fare il tampone rapido che sarà
il lasciapassare per la visita. È un'iniziativa, come ha sottolineato il Presidente della Regione, onorevole Nello Musumeci, che abbiamo voluto mettere in campo al fine di facilitare l'ingresso a tutti coloro che scelgono di scoprire i nostri luoghi della cultura. È anche un modo, nel pieno della stagione estiva, per andare incontro alle esigenze di tutti, garantendo la possibilità di effettuare i tamponi. Il Presidente della Regione, onorevole Nello Musumeci, ha consegnato nuove terapie intensive e sale operatorie all'azienda ospedaliera universitaria Paolo Giaccone di Palermo. È l'obiettivo che ci siamo dati all'inizio della pandemia. Avevamo due carenze, quella dei posti letto in terapia intensiva, naturalmente ereditati dalle vicende passate, e quello della carenza dei medici, dei rianimatori, uno almeno ogni 6 posti letto. Quello dei posti in terapia intensiva lo stiamo pian piano risolvendo, abbiamo subito istituito la struttura del commissario, ovunque in Sicilia abbiamo creato nuovi reparti. Adesso Roma deve aiutarci a trovare i medici specialisti, è davvero un grosso problema e noi abbiamo la necessità di guardare al futuro organizzandoci al meglio. Non sappiamo come si evolverà la vicenda pandemica, stiamo tenendo tutto sotto controllo, finora il sistema ha retto perfettamente e però al tempo stesso lavoriamo perché decine e decine di cantieri possano migliorare l'offerta sanitaria e l'offerta ospedaliera. Tante e diverse le reazioni della gente per il Green Pass, molta confusione sulle norme e sulla loro interpretazione, vari i pareri in merito. Sono favorevole. Perché? Perché già ci sono troppi contagiati e i contagiati sono proprio quelli che non si sono fatti il vaccino. Quindi io sono favorevole, io già ce l'ho, quindi non mi preoccupo, hanno fatto bene. Il discorso del Green Pass mi sembra più che giusto. D'altro canto, quando nel 2020 è iniziata la pandemia ci lamentavamo tutti quanti dei vaccini che non ce n'erano, facevamo abbastanza pressione, quindi ora diciamo che mi sembra più corretto. Inoltre il Green Pass secondo me è un buon sistema perché ci categorizza, ci riescono a categorizzare a tutti quanti, cioè almeno sappiamo chi non è vaccinato e chi no, si può raggiungere l'immunità di gregge più facilmente. Bisogna essere, è l'unico sistema secondo me, non ce ne sono altri. Fondamentalmente contrario. Mi sembra una gravissima limitazione della libertà personale che sarebbe giustificata se effettivamente il Green Pass fosse efficace nel salvaguardare la salute altrui, ma in realtà vediamo che anche i vaccinati sono fonte di contagio, possono a loro volta riammalarsi e quindi a fronte di questa aleatorietà del vaccino, anche della gestione della malattia, ritengo che il Green Pass sia inopportuno. Penso che sarebbe più giustificato se effettivamente il vaccino fosse una protezione radicale e affidabile. Purtroppo stiamo constatando che non lo è e pertanto il Green Pass è una misura gravemente limitativa e inopportuna e poco efficace. Sì, indubbiamente sì, ma perché intanto io gradirei che tutti facessero la vaccinazione, perché la vaccinazione vuol dire anche risollevare le sorti dell'economia, no? Altrimenti è un paradosso non farla e poi dopo si chiude e ci si lamenta. Detto questo, il Green Pass è utile perché tu verifichi realmente se c'è stata una vaccinazione in atto della persona. Ma allora di che parliamo? Vogliamo uscire da questa pandemia o no? Tutto qui, la motivazione è questa, va fatta proprio perché il Green Pass va rilasciato, proprio perché testimonia che realmente il vaccino è stato fatto e quindi si viaggia sicuri, tranquilli. Io sono veramente molto favorevole che ci sia, non è una limitazione, anzi al contrario. Bisogna riflettere su determinate cose perché stiamo vivendo un momento veramente anomalo e ha gettati tutti nello sconforto e l'unica arma che abbiamo è proprio la vaccinazione. Il Green Pass è una libertà, non è al contrario come si pensa che limiti le libertà, assolutamente.
ovviamente è tutto opinabile, questa è una mia opinione. Assolutamente contrario all'istituzione di questo Green Pass, limita esclusivamente la libertà nostra, è discriminatorio. L'Unione Europea da un lato dice che non si devono fare azioni discriminatorie verso coloro, i soggetti che non volevano comunque vaccinarsi, mentre a questo punto oggi invece ci siamo trovati ad essere non solo discriminati, ma fra poco faremo la città divisa con le strade. Da un lato ci sarà chi si vuole vaccinare, chi si è vaccinato, e dall'altro lato chi non si è voluto vaccinare. Quindi assolutamente contrario, perché sta facendo veramente nei confronti dei nostri diritti, si stanno realmente calpestando, e mi dispiace che questa città non si sia svegliata in tal senso, o si è svegliata veramente poco. Io sono favorevolissimo, perché con Green Pass chi non ha voglia di farsi il vaccino non può entrare in nessun locale, sarà stimolato a farsi il vaccino, se non se lo fa più nessuno, perché è una stupidata quello che non si vogliono fare il vaccino, che ci penalizzano a tutti. Manifestazioni sul sì al Green Pass si è svolta a Palermo. Il giovane Alessandro Salerno ha organizzato l'evento per poter avere un ritorno alla normalità. Noi intendiamo con questa manifestazione dire una sola cosa, che la scuola deve ripartire a settembre in sicurezza, e per ripartire in sicurezza occorre che la gran parte della popolazione scolastica, docenti, non docenti, alunni, sia vaccinata. Da questo punto di vista partiamo dalle parole del Presidente Mattarella, dove dice esattamente che è un dovere, una responsabilità di tutti creare le condizioni per una ripartenza in sicurezza della scuola. Per il personale docente e non docente siamo sicuramente convinti che è opportuno che ci sia la vaccinazione. Per gli alunni over 12 anni, seppur non obbligatorio, noi auspichiamo nella sensibilità delle famiglie e degli studenti a che la vaccinazione abbia la più ampia diffusione possibile. Cosa accadrà ai docenti che si sottrarranno a presentare il Green Pass da quando diventerà obbligatorio farlo dal 1° settembre? Sì, allo stato attuale il decreto prevede che oltre 5 giorni di assenza perché non si presenti il Green Pass o un tampone ci sarà la sospensione dal servizio. Credo che questo creerà qualche disappunto da parte del personale docente e non docente, però io sono dell'idea che dura l'ex sed lex. Voi avete consegnato già il report rispetto agli insegnanti non vaccinati, vaccinati, che sono richiesti dal generale Figliuolo? No, questo ancora non l'abbiamo fatto, era una richiesta che è stata fatta, fino a quando non c'è un ordinativo da questo punto di vista preferiamo non farlo. Il problema è ora vedere, lo dovremo fare all'interno, perché nel momento in cui ci saranno quelli che non presentano il Green Pass va da sé che saranno persone che non si sono vaccinate. E all'interno delle scuole, insomma, cosa si vede? La Sicilia è una delle regioni che ancora resistono alla vaccinazione. Ahimè sì, però quello che mi piace vedere è che anche da parte degli studenti e delle studentesse ci sia la richiesta di ripartire in presenza, e infatti noi siamo qui per questa promozione della campagna vaccinale, perché è uno studente, Alessandro Salerno dell'Istituto Majorana, che ha promosso l'attività. E ora spazio alla regia per i consigli sugli acquisti. Niente VAR esposta a Messina in piazza Duomo, la prefettura dice no all'esposizione della VAR e dei giganti per via delle restrizioni sul Covid ed evitare così assembramenti. A stabilirlo è stato il comitato dell'ordine pubblico convocato dal prefetto di Messina, Cosima Stani. È stata una doccia fredda per tutti, perché eravamo quasi certi, ma penso che c'era anche la volontà da parte del questore e del prefetto di venire incontro a questa esigenza più volte manifestata e appresa anche dalla stampa, per cui erano già preparati a questo. Però i dati che sono stati presentati dall'ASP non erano per niente incoraggianti se messi a confronto con l'estate scorsa. L'impennata praticamente che c'è stata anche a causa della variante che loro hanno evidenziato ha immediatamente messo in allarme tutti, perché si è paventata chiaramente per qualunque attività che potesse creare aggregazione un incentivo di un contagio che avrebbe potuto portare a settembre a una chiusura totale di tantissime attività, comprese anche le scuole. Per cui essere anche responsabili di una cosa del genere sarebbe stato veramente grave, per cui siamo stati tutti quanti invitati alla prudenza. Ma alla luce anche ora dell'applicazione, dell'introduzione del Green Pass, la VAR poteva entrare comunque in questo criterio? Cioè,
Probabilmente se ci fosse già stato il Green Pass si potevano fare altre valutazioni. Allora, il problema fondamentale era contingentare le persone il 14 e il 15, perché sappiamo benissimo che dopo il 15 di agosto la VARA praticamente è sempre rimasta in Piazza Duomo senza grandi affollamenti, ma il 14 e 15, dopo 2 anni quasi di astinenza, avrebbe potuto sicuramente attirare tanta gente fra i turisti e fra i devoti, e quindi circondare tutta la piazza per poterla rendere protetta avrebbe garantito la sicurezza all'interno praticamente della zona protetta, ma non all'esterno per le zone che chiaramente di accalcamento, perché se la gente vuole entrare deve essere contingentata, per cui siccome non era possibile prevedere lo sviluppo di una cosa del genere, e allora si è preferito ma questo vale anche per i fuochi d'artificio, perché i fuochi d'artificio sappiamo benissimo, infatti inizialmente si pensava che i fuochi d'artificio non fossero i grandi fuochi d'artificio, perché chiaramente abbiamo dovuto spiegare a chi non è di questa città come si svolgono. Da noi si addossano tutti quanti per vederli alla passeggiata a mare. Stiamo cercando di creare degli eventi collaterali che mettono insieme tutti gli innamorati della VARA, tutti coloro che negli anni si sono spesi in un unico grande cartellone attraverso mostre, conferenze, convegni, e speriamo di poter anche inaugurare la mostra permanente della VARA dei Giganti al Palacultura, su cui stiamo lavorando in maniera molto intensa per poter arrivare nei tempi giusti. Chiaramente dimenticare questo sarà difficile, ma ricordiamoci che passeremo alla storia come sono passati quelli che nel tempo hanno subito le guerre e i terremoti. Vi dico soltanto una cosa, ma la lancio così tanto per questione di conoscenza culturale. Don Giovanni d'Austria, quando tornò dalla battaglia di Lepanto a novembre, a sorpresa ci fu una tirata della VARA, la montarono apposta per lui. Dico, chissà se magari proprio per questa cosa, uscendo dalla pandemia, riusciamo a spostarla un pochino più in là. E intanto personale della Polizia Amministrativa della Questura di Agrigento nella notte del 7 agosto ha eseguito un controllo presso un noto esercizio pubblico di tipo pub ubicato nel comune di Naro, rilevando la presenza di numerosi giovani all'interno del predetto locale, accalcati e privi dei dispositivi di protezione delle vie aeree, in violazione delle norme atte al contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Per il locale in argomento è stata disposta l'immediata chiusura per 5 giorni. E a proposito di Naro e la sua storia, attraverso un inedito studio del professore Ettore Franzini, sentiamo uno straccio dell'intervista realizzata dalla collega Margherita Trupiano, che andrà in onda prossimamente nel palinsesto di TVA. Ingegnere Franzini, più di un anno fa lei ha chiesto al comune il permesso di poter trascrivere un manoscritto, quello di Fra Saverio. Ecco, da dove nasce quest'idea? Come ha preso questa iniziativa? Guardi, ho visto un filmato che l'amministrazione comunale aveva fatto a proposito della biblioteca di Naro. Facevano vedere diversi libri, diversi manoscritti incunaboli, e a un certo punto ho visto questo manoscritto sulla storia di Naro di Fra Saverio. Mi è preso un colpo, oddio, dico, ma mio padre me ne parlava tanto, dico, ma io avrei voglia di leggerlo, perché a quei tempi non avevo questo interesse, per cui dico, ma leggere un manoscritto, chissà come è scritto, chissà come è difficile, chissà quante persone interesserebbe leggere questo manoscritto, e quindi mi è venuta questa idea. Dico, adesso propongo al comune se posso trascriverlo, e fortunatamente mi hanno risposto positivamente, e quindi da lì è cominciato questo lavoro. Sono reminiscenze che risalgono a 40-50 anni fa queste, ma lei 50 anni fa era già un frequentatore di quella biblioteca? Guardi, io frequentavo la scuola elementare e avevo una passione per l'astronomia, quindi ho detto a mio padre, dico, scusa, ma dove posso trovare dei libri di astronomia? E dice, prova in biblioteca. In quel momento c'era un altro bibliotecario, la biblioteca stava ubicata in un altro palazzo e devo dire che era in una condizione proprio drammatica, perché quando io sono andato lì in questa biblioteca ho visto libri per terra, polvere,
vabbè, c'era un bibliotecario che dico, ma libri d'astronomia in latino. In latino frequentavo la quarta, quinta elementare, quindi vabbè, lasciamo perdere, ok? E così via. Negli anni successivi però mio padre lavorava al comune, però lavorava in segreteria, diciamo, ecco. Se non che ha cominciato a sviluppare un'idea, quella dice, ma è possibile che la biblioteca del comune di Naro deve stare in queste condizioni così drammatiche? E ha detto, voglio proporre al comune di fare qualcosa. Allora ha individuato un locale che era abbandonato praticamente all'interno del chiostro e ha proposto di adottare questo locale, ripulirlo per fare sede della biblioteca. Si è incaricato di andare a prendere i libri da lì, mi ricordo con la camionetta, insomma, hanno trasportato questi libri e li hanno messi dove. E lui ha cominciato a ordinarli, a catalogarli, e, insomma, a fare tutto quello che si deve fare per mettere in piedi una biblioteca che offra un servizio, diciamo, ai cittadini. Tante le iniziative in vista del nuovo anno formativo, in uno speciale realizzato dalla nostra emittente con il presidente della Euroform, Salvatore Licata. Sentiamo un passaggio dell'intervista che andrà in onda su TVA. Siamo con Salvatore Licata, responsabile di Euroform. Euroform è una scuola professionale dei mestieri. Ecco, ma prima di parlare delle tante iniziative che Euroform fa, come nasce l'idea, la voglia nella tua persona di creare Euroform? Da cosa nasce? Cosa ti ha spinto a realizzare questa scuola professionale? Grazie Arturo e benvenuti a tutti voi. Euroform è una scuola dei mestieri che nasce nel 1996 da un gruppo di professionisti desiderosi di incidere sul territorio della regione Sicilia e di aiutare i giovani ad avere una speranza nel futuro, accompagnandoli non solo nella formazione ma anche a una crescita che comporta, ci auguriamo come economisti, perché questa è la struttura di Euroform, a accompagnarli alla nascita di nuove imprese, quindi alla creazione di nuove imprese. Ecco, Euroform si ramifica non solo ad Agrigento ma anche in tante parti della provincia e addirittura della Sicilia. Sì, nel corso degli anni, considerato che abbiamo avuto molto successo con i ragazzi, noi ti ricordo che organizziamo i percorsi di istruzione e formazione professionale che sono stati voluti dal Ministero qualche anno fa per combattere la dispersione scolastica, secondo il modello di quello che viene dai paesi del nord Europa. Tu sicuramente saprai, caro Arturo, che le esperienze di buone prassi l'Unione Europea cerca di trasferirle ai paesi, diciamo, in fase di sviluppo, quindi l'Italia, la Spagna, la Grecia, beneficiando di alcune idee progettuali che vengono ad esempio dalla Germania, quindi il paese dove la creazione di impresa negli anni del dopoguerra è stata perseguita dal governo tedesco, ma non solo dalla Germania, dai paesi del nord Europa. E quindi che cosa facciamo come Euroform? La nostra offerta formativa scolastica si rivolge ai giovani che escono fuori dalla scuola media, ma una parte fondamentale del nostro, dei nostri ragazzi, dei nostri studenti, viene dalla dispersione scolastica. Molto spesso oggi gli studenti sono disorientati e fanno una scelta secondo noi anche sbagliata, seguendo più le idee del compagnetto, e invece poi alla fine, dopo qualche mese, nascono i problemi perché proprio quel ragazzo o quella ragazza intendeva intraprendere un percorso diverso, un percorso orientato a studiare e imparare un mestiere. Questo noi facciamo, caro Arturo, ovviamente lo facciamo nel migliore dei modi, perché in questi anni, ti dicevo, abbiamo avuto grande successo e siamo presenti in Sicilia in 7 province. Al via a Licata la Summer League, premio Marcello Giavarini, progetto Licata Rivive 2021 con il primo torneo di basket.
La manifestazione si svolgerà fino al prossimo 7 agosto nell'ambito della campagna di sensibilizzazione nazionale ENAC. Ripartiamo insieme. Vediamo il servizio. La campagna Ripartiamo insieme, finalizzata alla promozione degli eventi organizzati sui territori, ha il duplice scopo di promuovere le tematiche trattate dall'ENAC e di rilanciare al contempo le attività delle singole associazioni. All'interno della stessa nasce il progetto Licata Rivive 2021, che parte con il primo torneo provinciale di basket. L'evento è rivolto a tutti i tesserati della Multiservice Grazia di Caro, con lo scopo sia di consentire a molti giovani di riprendere l'attività sportiva e sia di consentire una raccolta di fondi da destinare alle associazioni presenti sul territorio di Licata che hanno effettuato e aderito al progetto di beneficenza fatto dal delegato provinciale dell'ENAC, Ente Nazionale Attività Culturali di Agrigento, Salvo Amato, e controfirmato dal direttivo della Multiservice capeggiata dalla presidentessa Giusia Amato. L'evento si terrà dal 2 al 7 agosto presso l'Istituto Comprensivo Marconi a Licata ed è il primo evento Covid-free della nostra provincia. Infatti, per assistere alle gare della manifestazione organizzata dall'ASP Multiservice Grazia di Caro, gestione e servizi guidata dal presidente Giusia Amato, è stata creata un'apposita app che consente il tracciamento dei partecipanti, oltre a partecipare l'utilizzo del Green Pass obbligatorio. Marcello Giavarini, ex presidente dell'Acragas, imprenditore molto affermato anche all'estero, confermando la grande sensibilità e la passione per lo sport che lo contraddistinguono, ha contribuito alla realizzazione dell'evento insieme a Giusia Amato e Salvo Amato, investendo in competenze, tempo, passione e impegno. In particolare il delegato provinciale ENAC di Agrigento Salvo Amato ha fortemente voluto che tale iniziativa si svolgesse nella città di Licata nell'ambito della campagna di sensibilizzazione nazionale ENAC Ripartiamo insieme. L'organizzazione di tale evento sportivo ha visto anche l'adesione del CSN, Centro Sportivo Educativo Nazionale di Roma. Giuseppe Deni e Carmelo Callari sono i nuovi soci della società sportiva Acragas che affiancheranno la presidente Sonia Giordano nel prossimo campionato. Pedeni, gradito ritorno all'interno della società Acragas, avete prelevato le quote da parte dei soci dimissionari? No, noi abbiamo solamente rilevato il 55% delle quote che appartenevano alla dottoressa Giordano. Poi i soci di minoranza che hanno il 2%, sia il dottore Bottone che l'avvocato Rosato, rimarranno in società. Qual è adesso l'ambizione della sua cordata? Uno dei primi atti che faremo sarà un aumento di capitale sociale per permettere all'Acragas di avere un po' di linfa vitale per poter affrontare l'inizio di campionato. E dopodiché, come ho detto prima, noi vogliamo, oltre a privilegiare la parte calcistica, vogliamo guardare con molta attenzione la parte logistica e la parte strutturale. Acragas uguale azienda? Assolutamente sì, questa è la nostra sfida, vogliamo che l'Acragas non sia solamente una società calcistica ma sia un'azienda. Va bene. Anche Carmelo Callari nella famiglia dell'Acragas? Sì, quando mi è stato proposto questo progetto non potevo che avere la pelle d'oca. Non sono stato un grande calciatore, ma l'Esteneto è stata la mia seconda casa. All'epoca il giovedì facevamo delle grandi partite con l'Acragas e la Juve Santa di Pietro Baldacchino e quindi diciamo che è un'emozione grande per me. Il progetto è molto interessante, non guarda una stagione ma una pluralità di anni. Cerchiamo, la mia figura è pronta per rafforzare la società attraverso uno stadio, attraverso una conduzione aziendale dell'Acragas e poi i risultati sportivi verranno in funzione dell'organizzazione. Speriamo nella fortuna, speriamo nella buona sorte. Acragas protagonista della prossima stagione? Deni ex presidente, le mie conoscenze, anche il parco giocatori dell'anno scorso, l'allenatore confermato sono dei presupposti sicuramente positivi. Bene, questo è tutto, vi diamo appuntamento ai programmi di TVA.
prossimamente sul canale 92 in Sicilia o in streaming sul sito televideoagrigento.tv.